Alfonso. Grazie mille. La migliore pattuglia acrobatica spagnola è una delle migliori pattuglie acrobatiche d'Europa, del mondo intero. E qui con noi è solo è la pattuglia Aquila. Diamo il benvenuto alla pattuglia con un forte applauso. Partecipare a questa meravigliosa cerimonia e il mio pensiero va soprattutto alle vittime, alla famiglia e tutto il popolo spagnolo a cui noi rispondiamo, come hanno detto già a Barcellona, non tenken por, che vuol dire non abbiamo paura. Noi non abbiamo paura né come cittadini né come popolo, in quanto è l'unica parola che noi opponiamo alla distruzione e a questo vandalo assassino dell'Islam. Grazie mille per tutti. In nome della Pattuglia Aquila siamo molto agradecidos per queste parole e continuiamo con l'esibizione della Pattuglia Aquila. In testa troviamo l'aereo Aquila 1 condotto dal comandante Pérez, leader della pattuglia, con più di 4.000 ore di volo. C'è i responsabili di condurre la manovra. Allora in formazione poker, la pattuglia sta facendo un tiro della morte. E con la pattuglia in formazione poker mentre sta volando a più di 500 km all'ora. Nella forma pochi il punto 4 il capitano Juan Ruiz, circondato dal resto degli aerei, ci obbliga a ridurre il minimo di correzione in quanto alla distanza tra gli aerei di solamente 2 metri. Un forte applauso per la pattuglia Aquila in formazione poker. Questa è la prima stazione di titolare per il capitano Ruiz. L'aereo utilizzato dalla pattuglia Aquila è il Casa C-101 costruito dall'azienda spagnola Costruzione Aeronautica. Una delle caratteristiche principali di questo aereo è il motivo fondamentale di essere utilizzato da parte della pattuglia e la sua grande manovrabilità a qualsiasi altitudine. Inoltre aereo a bassi consumi e una manutenzione relativamente semplice. Allora per la destra sta volando la pattuglia Aquila. Il barile sinistro con cambio formazione FH. Seguite queste 7 frecce di argento, questi 7 assi dell'aviazione, c'è realizzando una manovra detta barile sinistro con successo cambia formazione FH. Perfetta esecuzione di questa manovra e facciamo un forte applauso per la pattuglia Aquila. Allora per la sinistra il turno della foglia di trifoglio, da destra a sinistra. In questo giro gli aerei danno una forte spinta per seguire un giro della morte e quando poi si trovano al punto massimo del giro della morte il leader della squadra cambia direzione verso sinistra per poi riprendere i suoi compagni e lasciando il pubblico alla sua destra. Un forte applauso per la pattuglia Aquila. Lazio cambio Aquila e dopo un passaggio in formazione Aquila. In questo momento la pattuglia Aquila si sta preparando per realizzare un'altra
Pasada la formazione Aquila, un forte applauso para la patrulla spagnola, patrulla Aquila. In formazione Aquila. Mentre si allontana la nostra destra, la pattuglia realizzerà un cambio a formazione triangolo per poi realizzare un passaggio con giro alla destra e quindi all'altra manovra molto innovata, introdotta anche quest'anno, che abbiamo denominato il cavatappi. Allora è il turno del cavatappi. Águila 6, Águila 7, capitano Martin, comandante Esteban, il cavatappi della pattuglia Águila, un forte applauso. I colori della Spagna, è spettacolare, un forte applauso per favore. È spettacolare, vediamo la 6-7 volando sopra loro 5 compagni, realizzando travolti alternate intorno alla formazione. Águila 6-7, comandante Esteban Águila 7, Águila 6, Capitan Martin, con il cavatappi fantastico di questa pattuglia Aquila. La nostra pattuglia di Spagna. In questo momento la pattuglia sta tirando alla destra. Durante questo giro cambieremo la formazione freccia e successivamente a questa conosciuta come la formazione Supermello. In questa formazione tutti i punti ricordano la loro posizione per volare come appesi dall'Águila 4, il cui posto è detto canne. Allora informazione Supermello, leader di pattuglia, comandante Perez, inizia il tiro della morte in Supermello e dopo una rottura a due tempi la pattuglia sta accelerando per realizzare il giro della morte. E quando questo termina potremo ascoltare il comandante Perez che dirigerà la spettacolare rottura a due tempi, conosciuta anche come la rottura a palma. Ascoltare la voce del leader via radio che dirige la manovra a tutto il popolo di Jesolo. Un forte applauso per la pattuglia Aquila. Non perdete di vista l'aereo che spinge la suglia verticale per realizzare la manovra di velocità zero e il solista della pattuglia Aquila è il comandante Paco Marin. Un forte applauso. In questa manovra il pilota praticamente blocca l'aereo in aria e dopo Aquila 6, Águila 7, incrocio della coppia in 3, 2, 1, ora, fatto! Un forte applauso per la coppia Águila 6 e 7. Allora, incrocio 2 del rombo. Águila 1, 2, 3, 4.
applauso del Rombo Aquila. 1, 2, 3, 4. Allora il turno del solista, il comandante Paco Marin, che va a fare il giro esterno. Un forte applauso per il solista. Questo giro si realizza in modo estremo per l'aereo, 3G negativa. In quarto da cabina si trova nella parte esterna del giro, invece che l'interno come di aptitudine. Allora il turno della coppia, Aquila 6, Aquila 7. E il cuore della pattuglia Aquila è una figura speciale per la signora Di Jesolo, per tutte le ragazze di Jesolo. E dopo il solista fantastico, bellissimo, il cross francese dell'Aquila 6-7, un forte applauso. Allora per la destra il solista fa piacere un barile lento. In questa manovra realizza un giro lento sopra l'asse dell'aereo che lo obbligherà a muovere continuamente i comandi con grande coordinazione per non perdere quota. Perfetta l'esecuzione di questo barile lento. E dopo il rombo. Di fronte a voi osserviamo il rombo in formazione 1. In questa formazione gli aerei si dispongono in parallelo. Adesso stanno svignando per un giro della morte. Poi quando gli aerei andranno verso il mare cambieremo formazione di rombo per poi realizzare la rottura Aquila. Successivamente il solista si avvicina per incroarsi con il rombo. Acquista il solista, perfetta l'esecuzione, forte applauso. In questa seconda parte dell'esibizione molto più dinamica abbiamo i tre gruppi divisi, da una parte la coppia, dall'altra il rombo e infine il solista. Allora la coppia Aquila 6 e 7 per la destra, per fare il specchio della coppia e croce del solista. Questa manovra spettacolare denominata specchio della coppia e croce del solista simula la immagine di un aereo e il suo riflesso. Ora il croce del solista. Allora il solista comandante Paco Marin che va a fare i barili con veloci del solista, una serie di barili veloci e dopo il rombo con una rottura stellare di nuovo fronte a noi. Fantastica la rottura stellare del rombo, un forte applauso per il rombo della pattuglia Aquila. Allora per la sinistra il flip flap della coppia
Adesso fate attenzione perché vedete una manovra tecnicamente molto difficile ed è denominata flip flap. In questa manovra Aquila 7 si dispone capovolto dietro ad Aquila 6, Glieri, Bassano capovolti alternativamente una e più volte. Fantastica l'esecuzione del flip flap, un forte applauso. Allora per la destra il turno del solista che va a fare un barile con carrello fuori da parte di questo fantastico solista. Un forte applauso. È il solista della pattuglia Aquila. L'esecuzione della manovra è più complessa in quanto il carrello è abbassato e si può la velocità più bassa. Si può vedere all'aereo buona parte della maniovrabilità e sostenimento. È una manovra molto difficile. Allora è il turno per la destra del Romo. Arriva dalla destra per realizzare una bellissima manovra denominata Caracolum. I 4 aerei salgono ad ala per poi realizzare una rottura in sequenza e redigere la formazione a peste. Poi l'Aquila 1, il comandante Perez fa il barile, seguito dal resto degli aerei con la stessa traiettoria. La coordinazione tra i 4 piloti è indispensabile per ottenere manovre simmetriche e apparecenti. Fantastica l'esecuzione del Caracolum. Un forte applauso per il Romo della pattuglia Aquila. Aquila 1, il leader, comandante Perez. Allora per la sinistra il solista che va a fare l'isola della morte capovolto, il comandante Marin, l'unico pilota che attualmente realizza questa manovra con un aereo a reazione in un'esibizione aerea. Questa è l'esecuzione del giro del capovolto. Fantastico! Un forte applauso per il solista della pattuglia Aquila, il comandante Marin, che è l'unico pilota che attualmente realizza questa manovra con un aereo a reazione. Allora, il turno del Cross della Spagna 3-3 da Poker. Di nuovo davanti a noi abbiamo il 6601 che ha separati in 2 segmenti. Da una parte Gliaglia 4, 6 7, dall'altra Gliaglia 1, 2, 3 che si incrociamo di fronte a noi. In questa manovra chiamata Crotes Spagna, 3 aerei si incrociano con 3 a 3. Fantastico, il cruise è fantastico. Il cruise è 3 a 3. Un forte applauso per la pattuglia Aquila. Questa manovra è stata veramente spettacolare. E dopo per la destra è il turno del solista che va a fare la Cobra. Allora il turno del solista facendo un giro della morte. Cinque giri.
al Giro della Morte. Dopo il solista puoi fare un croce con 6 601 in formazione Champagne. Prepara i vostri telefoni e macchina fotografica per mettere queste magliette spettacolare in 3, 2, 1. Fantastica! Allora, informazione Champagne per la destra con 6 101 vai a passare il Giro della Morte. Un forte applauso per la spettacolare manovra dell'Aquila. Formazione Champagne. Perfetta l'esecuzione. Destra. Giro della Morte, formazione Champagne. Allora, il solista va a riunire con 6 C101. Una volta che la squadra si è riunita, passerà da sinistra a destra. Informazione della Plus Ultra. Il nome di questa formazione deriva dal nome dell'aereo che realizzò il primo volo tra Spagna e America nel 1926. Questo passaggio è un omaggio ai grandi viaggi realizzati dai piloti spagnoli all'inizio della nostra storia aeronautica. Nella formazione Plus Ultra che Aquila 4 e 5 volano capovolti e sotto di loro si trovano che Aquila 6 e 7 formando come un due specchi. Un forte applauso per la formazione Plus Ultra della pattuglia Aquila. Mentre gli aerei si allontanano alla nostra destra, hanno cambiato a formazione Facca e dopo aver preparato l'aereo per l'atterraggio con il carrello fuori e i fari assessi passano alla formazione a Cuneo. È la unica pattuglia del mondo che fa il Fumigiano. Preparate i vostri telefoni e macchine fotografiche per immortalizzare queste immagini spettacolari. Un forte applauso per la pattuglia Aquila. È spettacolare la pattuglia Aquila da Spagna. Viva la Italia, viva Spagna! Per terminare la selezione la squadra ritorna di fronte a voi per eseguire la manovra di rottura a ventaglio e la rottura finale. Frente a voi
la rottura finale per terminare la esibizione della squadra Aquila. We can hold one to the bones. I told myself Un forte applauso per la pattuglia Aquila. Ratatatatata. Fantastica l'esibizione della pattuglia Aquila con questa spettacolare immagine. Si conclude l'esibizione della pattuglia della Forza Aerea della Spagna. cut it from out these veins. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci, yes, arrivederci. Regioni del Veneto.